Tornano a crescere i dati del contagio Covid-19 in Veneto e in Italia e quindi il tema della pandemia torna di prepotenza sulle pagine dei quotidiani locali e nazionali di oggi. Terza dose per gli over 40, il Veneto apre le prenotazioni. Abbiamo un pezzo sul Corriere del Veneto di Michela Nicolussi Moro che fa un po' il punto della situazione e ci informa che anche il Ministero della Salute intende anticipare la campagna vaccinale. La terza dose sarà somministrata da lunedì, non dall'1 dicembre. Le ULSS del Veneto nel frattempo mettono a disposizione migliaia di sedute e gli aventi diritto a questa terza dose sarebbero oltre 1 milione. Oggi tra l'altro è anche il giorno in cui avviene la riclassificazione dei colori delle regioni, come leggiamo sempre sul pezzo per il Corriere del Veneto. Il Veneto, che è la terza realtà a rischio, la terza regione a rischio, nel senso a rischio di un passaggio di colore, in realtà si salva dal giallo per il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva che sale al 6% ma è lontano dal tetto massimo del 10%. E in area medica l'occupazione è ferma al 5% contro il 15% di soglia d'allarme. Tuttavia, secondo l'Università Cattolica, ad esempio, esisterebbe un allarme nord-est. Sono 8 le regioni in uno scenario di rischio, cioè il Friuli Venezia Giulia, Bolzano, il Veneto, la Val d'Aosta, la Campania, l'Emilia Romagna, il Lazio e la Liguria. Il Veneto è associato al maggior numero di tamponi antigenici, 88,24 per 1000 abitanti. C'è tutta una serie di dati anche sui quotidiani GEDI, quindi abbiamo per esempio i dati della campagna vaccinale, 7,5 milioni di dosi di vaccino anti-Covid inoculate in Veneto dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi, 1237 rallentano sempre di più le prime dosi somministrate e quindi sono le prime dosi somministrate nella giornata di ieri immagino, 82,8% la percentuale della popolazione veneta che ha completato il ciclo vaccinale, la fascia d'età con la percentuale più bassa di copertura con doppia dose e quindi il 76,4% è la fascia d'età dei trentenni, cioè delle persone che hanno tra i 30 e i 39 anni. 12.148 sono il numero di terze dosi somministrate invece nelle ultime 24 ore. Il 4,9% è la percentuale della popolazione coperta dalla terza dose. Insomma, il titolo dei quotidiani GEDI è invece ha una prospettiva diciamo europea. Il Veneto si tinge di rosso nella mappa di Bruxelles. Sai benissimo che la classificazione appunto europea con i colori è differente da quella nazionale che stabilisce i colori delle regioni a cui sono associate determinate restrizioni. Bruxelles invece appunto adotta un sistema di colori diverso. In questo sistema di colori la nostra regione appunto è passata alla fascia rossa e si segnala una crescita dei contagi più alta del Friuli, con oltre 1600 nuovi contagi. Ciao, sono Marco Zabai e questo è Sveglia Veneto. Ecco, questo per quanto riguarda i dati del contagio e dei vaccini appunto. Abbiamo poi le dichiarazioni dei politici e degli scienziati e quindi se il presidente della regione Veneto Luca Zaia si dice di nuovo contrario a un lockdown limitato ai non vaccinati sul modello austriaco, anche se bisogna prendere con le pinze queste dichiarazioni perché nelle ultime ore, negli ultimi giorni Zaia è tornato più volte a esprimersi in merito a questa proposta e con diciamo interventi oscillanti in qualche modo o comunque che lasciano spazio, come spesso succede, a diverse interpretazioni. Quindi diciamo questa è l'interpretazione in questo caso del Mattino di Padova, un pezzo di Filippo Tosatto che dice, riporta le affermazioni diciamo di Luca Zaia, che giudica il trattamento differenziato lesivo dei diritti civili ed è convinto che si debba investire nel dialogo convincendo gli irriducibili a vaccinarsi. C'è da dire che su questo il presidente della regione Veneto mantiene una certa coerenza
Ho proposto un incontro urgente con il Ministro della Salute per fare il punto della situazione. Preciso che nessuno ha evocato il modello austriaco, dobbiamo ricercare una soluzione uguale per tutti. Forse le parole di Fedriga sono state equivocate. Non ha suggerito misure punitive verso una minoranza, ma in caso di cambiamento di fascia esonero della maggioranza vaccinata dalle restrizioni. Diciamo quindi che, come dire, la proposta di Zaia in qualche modo è cambiare il punto di vista. Non è che bisogna fare il lockdown per i non vaccinati, è che se scattano le restrizioni, queste non devono valere per i vaccinati. Uno potrebbe osservare che, come dire, cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, ma insomma questa è la dichiarazione di Luca Zaia. E invece lascia pochi dubbi la dichiarazione che di ieri, oggi sui giornali, del presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga, che chiede al governo un incontro urgente proprio per discutere i limiti ai Novax, appunto. Nel senso che i presidenti di regione chiedono che i vaccinati vadano tutelati, ovviamente, e Fedriga riferisce che le regioni sono preoccupate per il peggioramento dello scenario di rischio epidemiologico in alcune aree del paese. Leggiamo la sua dichiarazione sul Gazzettino di oggi. E anche per la ricaduta che questa situazione potrebbe avere sulla ripresa economica e sulle attività sociali a pochi giorni dall'avvio della stagione turistica invernale e a poche settimane dalla festività natalizia. È urgentissima una comune riflessione governo-regioni sulla tenuta delle regole attualmente vigenti che furono adottate in assenza dell'attuale percentuale di vaccinati e dello strumento della certificazione verde. Quindi Fedriga chiede un incontro al governo proprio sul tema delle limitazioni e con un particolare riferimento alle persone non vaccinate. Questo per quanto riguarda la politica, ma vediamo invece le dichiarazioni di alcuni scienziati e in particolare di Andrea Crisanti, che oggi sui quotidiani GE di sempre si esprime proprio in merito a questi temi, e cioè i temi dei Novax. Il titolo che è un virgolettato di Crisanti, lascia, diciamo, pochi dubbi, pochi spazi di interpretazione. La caccia ai Novax, avrebbe detto Crisanti, è una foglia di fico per coprire gli errori. È molto netto, come sempre, il suo giudizio il direttore della microbiologia e virologia di Padova. Non esiste ancora uno studio sul livello di protezione dei vaccini, dice Crisanti. Allora andiamo a leggere. Questa caccia alle streghe sui Novax distoglie dall'obiettivo principale, perché in Inghilterra si è vaccinato il 74% della popolazione e hanno 40.000 casi al giorno, mentre l'Irlanda, dove è vaccinato il 93% della popolazione con età superiore a 18 anni, con una media dell'84%, in questo momento è la nazione che ha più contagi al mondo. C'è qualcosa che non capiamo e bisogna metterselo in testa. A sostenerlo quindi appunto è il virologo Andrea Crisanti, e spiega che la differenza dei non vaccinati in questo momento rispetto alla trasmissione non ha un grossissimo impatto. I Novax, dice ancora Crisanti, non devono essere la foglia di fico per coprire errori di strategia e di decisioni. E quindi quali sono questi errori? Secondo Crisanti sempre, non è stata fatta nessuna analisi per capire quali erano i vaccini che davano più protezione. Si è fatto questo miscuglio e non si capisce se Moderna dà più protezione di AstraZeneca o Pfizer. Questa era una cosa che si sarebbe potuta tranquillamente fare e non è stata fatta, dice sempre Crisanti. Avendo fatto questo miscuglio incredibile in cui c'è chi ha fatto AstraZeneca, chi ha fatto Moderna, chi ha fatto il mix delle due dosi, è chiaro che c'è un impatto. Non sappiamo qual è il livello di protezione. Esprime perplessità e dice che bisognerebbe approfondire anche i numeri dei morti del Covid. Andrea Crisanti, che secondo lui non tornano. Se si vedono gli altri paesi come la Germania e l'Inghilterra, il rapporto decessi-casi è molto vicino al 4 per 1000. In Italia questo non accade perché probabilmente sottostimiamo il numero dei casi. Saremo sui 20-25 mila casi giornalieri almeno. Questo è un tema che Crisanti ripropone ciclicamente. E infatti si esprime anche sul tracciamento. Non l'abbiamo mai fatto, dice Crisanti, non ci abbiamo investito in logistica, quindi è inutile starne a parlare, perché anche se ne parleremmo di cose irrealizzabili, cioè non si può fare il tracciamento perché non ne siamo proprio in grado. Preoccupato, certo sono preoccupato. In Italia abbiamo perso 2 mesi di tempo a parlare di Novax quando era chiaro che il problema era un altro. E poi insomma prosegue, ma abbiamo capito il senso
dell'intervento di Crisanti, che comunque diciamo mette sicuramente in allarme e in qualche modo chiede anche alla politica di non concentrarsi esclusivamente su questo tema legato al vaccino e dei Novax, ma appunto di affrontare l'ampio spettro dei problemi relativi alla diffusione del virus e alla pandemia. Proseguiamo rapidamente in questa rassegna relativa ai temi, diciamo, del Covid, e quindi con una piccola curiosità, e cioè che Sara Cunial, la parlamentare di Bassano, diciamo cioè è in questo momento l'unica persona in Italia, in qualche modo si potrebbe dire, che può recarsi in qualche modo sul luogo di lavoro senza Green Pass. Così diciamo scrivono i giornali, nel senso che ha ottenuto la Cunial, diciamo, ha ottenuto la richiesta di sospensiva in merito appunto all'obbligo di Green Pass per accedere alla Camera. Quindi finché come dire, non si esprimerà il Consiglio di giurisdizione di Montecitorio, appunto, la Cunial potrà partecipare ai lavori della Camera, leggiamo sul Mattino di Padova, varcando il portone d'ingresso senza dover esibire la certificazione verde, che invece è obbligatoria per tutti gli altri, dai deputati ai dipendenti fino ai giornalisti e ai componenti del governo, tutti quelli che devono accedere al palazzo. E questo l'ha deciso il collegio di appello in composizione monocratica, rappresentato da un deputato come Sara Cunial, ex 5 Stelle, deputato ora di Alternativa, Andrea Colletti, e appunto che ha accolto la richiesta di sospensiva dopo che il Consiglio di giurisdizione aveva respinto il ricorso di Sara Cunial contro l'obbligo di Green Pass deliberato dai questori. Quindi insomma, in breve, appunto, la deputata Sara Cunial potrà accedere alla Camera senza Green Pass, e per questo si dice molto soddisfatta. Da domani tornerò in aula senza mostrare alcuna tessera di regime, coerente con me stessa, la nostra Costituzione e quella parte del popolo italiano che sta lottando contro insane, insensate e criminali restrizioni. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo ci spostiamo a Venezia, restando sempre in tema Novax. Recupero questa notizia dalla Nuova Venezia perché diciamo in questo caso secondo me è interessante, non tanto per la protesta in sé, parliamo di l'ennesimo sit-in, diciamo in questo caso anche pochi, tra l'altro 70 no Green Pass, ma è interessante il luogo dove si è svolta questa manifestazione, e cioè al Vega di Mestre, e quindi davanti alla sede di Confindustria. Una settantina di persone arrivate dalla provincia, qualcuna da Marghera e da Mestre, pure da Rovigo, per lo più operai e lavoratori vari, scrive la Nuova Venezia, diversi dalla San Benedetto di Scorzè, i no Green Pass che ieri pomeriggio hanno protestato davanti alla sede dell'Associazione Industriali al Vega, appunto di Mestre. Più che il vaccino hanno preso di mira, come accade da mesi, il Green Pass, che secondo loro non rende liberi ma schiavi. Comunque appunto la protesta si è svolta non davanti a sedi, diciamo, istituzionali, ma davanti alla sede di Confindustria Venezia. Stai ascoltando Sveglia Veneto, il podcast di informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto e ora proseguiamo cambiando decisamente pagina. Oggi è il 19 novembre 2021 e la prossima notizia riguarda i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti e in particolare gli inceneritori che in Veneto, nella nostra regione, stanno per sorgere o già esistono, insomma, tra Padova e Fusina, e in particolare la battaglia contro questi inceneritori, contro l'ampliamento di questi inceneritori, che parte non da Padova o da Fusina, ma da Vigonovo. Troviamo la notizia sulla Nuova Venezia di oggi. La Riviera sarà minacciata dai fumi di 2 inceneritori. Il sindaco di Vigonovo, Luca Martello, nella valutazione di impatto ambientale ha detto no all'ampliamento dell'impianto di Padova, parlando di un effetto combinato con il sito di Fusina e chiedendo un'indagine epidemiologica. Allora leggiamo le sue dichiarazioni. L'azione combinata del potenziamento degli inceneritori di Padova e Fusina rischia di provocare sulla Riviera del Brenta una ricaduta di polveri, i cui effetti sulla salute dei cittadini del comprensorio dei 10 comuni devono essere approfonditi con estrema attenzione, anche con un'indagine epidemiologica.
La questione tra l'altro sarà affrontata anche dalla conferenza dei sindaci della Riviera del Brenta che è prevista a Mira nei prossimi giorni sotto la guida di Marco Dori. Ci sono le dichiarazioni dei comitati contrari agli inceneritori che sono naturalmente d'accordo con il sindaco. I problemi posti sugli inceneritori saranno oggetto di discussione, è necessario approfondimento fra i sindaci dell'area. Questo è il sindaco di Mira Marco Dori, che appunto annuncia che la questione verrà affrontata nella prossima conferenza dei sindaci. Invece i comitati contro l'inceneritore di Fusina dicono: il problema sollevato da Vigo Novo è sacrosanto, è tempo di mobilitare contro questi impianti le popolazioni della Riviera che, trovandosi proprio fra Marghera e Padova, saranno le più colpite dalla ricaduta delle polveri di entrambi gli impianti. Insomma, per la prima volta, diciamo, la discussione, in questo caso con posizioni contrarie, ma comunque il dibattito attorno all'ampliamento degli inceneritori di Marghera, o meglio di Fusina, e di Padova, si allarga e non riguarda più appunto le popolazioni che abitano nei pressi di questi impianti direttamente interessate, e nemmeno più, diciamo, resta nell'ambito dei comuni, e quindi di Padova e di Venezia, direttamente interessati, ma appunto si allarga a un livello regionale, o quantomeno, diciamo, locale, della Riviera del Brenta. Mi sembrava per questo appunto una notizia interessante. Fammi sapere tra l'altro se lo è anche per te, cosa ne pensi, scrivendomi all'indirizzo mail sveglia.veneto@gmail.com, che è sempre attivo per opinioni, commenti, domande e suggerimenti. Finisce qui la puntata di Sveglia Veneto di oggi, grazie per avermi ascoltato. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 19 novembre 2021, buona giornata.